Sabato 28, un individual WOD e il numero di oggi è il 22. Warm up, 3 set, di che cosa? 10 barbell deadlift, 10 barbell good morning, 10 barbell back squat. Dopodiché il workout è un AMRAP, abbiamo detto 22 minuti. Quindi per 22 minuti andremo avanti a fare il maggior numero delle cose prescritte sotto, ma in realtà c'è un buy-in, cioè c'è un qualcosa che dovremo fare solo all'inizio e poi non lo dovremo fare più. Quindi al beep, al via del timer, il nostro buy-in sono 44 box jump over. Finite queste 44 ripetizioni, basta, il cubo non lo guardiamo più. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 22 power snatch, dopodiché 22 overhead lunges e 22 V-up alternati. Finiti i V-up, ricomincio da capo, quindi non box jump over, ma power snatch, overhead lunges, V-up e così via. E per concludere, come cash out di oggi, enjoy the rider, godetevi il weekend per quanto si può, ci vediamo settimana prossima e mi raccomando sempre i nostri canali social, non perdetevene neanche uno, che sono il profilo Instagram, la pagina Facebook e il canale YouTube, proprio questo qui. Iniziamo il warm up di oggi con dei barbell deadlift, quindi impugniamo il bilanciere all'inizio, zigrinatura, spalla un pochino più avanti del bilanciere, schiena dritta, il collo neutro, quindi il collo inclinato come la schiena, spingiamo con le gambe, stacchiamo il bilanciere, completa l'estensione, poi ritorniamo a metà tibia. Dopodiché abbiamo i good morning, quindi porteremo il nostro carico sulle spalle, piedi sotto le anche, la larghezza è quella, anca che va indietro, scendiamo con le spalle mantenendo però la schiena dritta, scapole belle chiuse, il collo sempre inclinato come la schiena. Arriviamo ad avere la pancia parallela al pavimento, attiviamo i glutei, stendiamo le gambe e ritorniamo dritti in piedi. Dopodiché, mantenendo il bilanciere in back rack, aumentiamo la distanza tra i piedi e facciamo delle accosciate complete, quindi dei back squat con il nostro bilanciere. Scendiamo, rompiamo il parallelo, spingiamo e ritorniamo dritti in piedi. Conclusa la parte del warm up, iniziamo con i movimenti del workout. Il buy-in del workout, quindi un movimento che andiamo a performare una volta all'inizio del workout, sono i box jump over, quindi sono i salti a piedi pari sul cubo scendendo dalla parte opposta. Quindi saltiamo, atterriamo con entrambi i piedi, non è necessario concludere l'estensione dell'anca, basta che entrambi i piedi toccano e scendiamo dalla parte opposta. Possiamo farli sia frontali che laterali. Dopodiché iniziano i round di 3 movimenti, le ripetizioni sempre 22. Il primo movimento sono power snatch, quindi riprendiamo il nostro bilanciere, impugnatura snatch, scapole chiuse, schiena dritta, peso in linea con le spalle, spingiamo le gambe, stendiamo l'anca, riceviamo in semi accosciata e concludiamo il movimento stendendo le gambe. Dopo i power snatch rimarremo con il bilanciere in overhead e faremo quindi degli overhead lunges, quindi degli affondi in avanti con il ginocchio della gamba dietro che andrà a toccare il pavimento. Dopodiché ritorniamo indietro nella posizione iniziale riallineando i piedi. Conclusi i lunges, abbiamo i V-ups alternated, quindi V-up alternati. Ci corichiamo schiena a terra, gambe tese, braccia tese lungo le orecchie, avremo mano destra che va a toccare il piede opposto, quindi il sinistro, e viceversa. Nel momento in cui la mano tocca il piede, solo i glutei toccano il pavimento, cerchiamo di mantenere le gambe il più tese possibile. E per concludere, enjoy the rider, quindi godetevi il weekend. Ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima.